Basta aggressioni, le stazioni ferroviarie devono essere sicure al pari degli aeroporti? Assolutamente sì, le stazioni devono diventare dei piccoli aeroporti. A dirlo i sindacati riuniti nel corso del volantinaggio alla stazione dei treni di Mestre ai viaggiatori in arrivo e in partenza. Troppi, intollerabili a Venezia i 100 episodi di aggressioni e violenze subiti sia dal personale ferroviario che dai passeggeri nel 2024 appena conclusosi. Da qui, tra le proposte, anche l'idea di istituire la figura del poliziotto fisso tra le carrozze dei treni. Ma comunque un aumento dei controlli, per esempio una delle iniziative potrebbe essere quella dell'inserimento dei tornelli nelle stazioni, c'è una serie di iniziative che comunque noi rivendichiamo da tempo e che la politica e le aziende devono iniziare a mettere in atto. Aggressioni in treno che in Veneto nel 2024 hanno sfiorato quota 1000. Chiediamo un maggiore aiuto anche da parte dell'azienda e delle forze dell'ordine per far viaggiare il personale frontline e quindi biglietteria, assistenza e capitreno più in sicurezza per riuscire a tornare a casa in salute. Il messaggio è quello che tentiamo di portare avanti da un po' di tempo. Non si tratta più di un fenomeno che deve essere statistica o da continuamente misurare. Questa è una vera e propria emergenza e deve essere trattata con armi emergenziali. Servono leggi, servono interventi infrastrutturali alle stazioni. Serve, in altre parole, dare un po' di conseguenzialità a tutte quelle che sono le intenzioni che continuiamo a sentire anche dalle istituzioni.